Un boato enorme e la lunga colonna di fumo che si è alzata sopra la zona est di Padova. Attimi di paura nella sede della Croce Rossa, un'ambulanza è esplosa, la fiammata potente ha liquefatto la pensilina del parcheggio. L'incidente è avvenuto durante il cambio turno, mentre i volontari stavano controllando delle bombole di ossigeno. Stamane, al momento del cambio del turno, mentre l'equipaggio montante stava facendo i soliti controlli sulle dotazioni dell'ambulanza, il controllo su un'apertura di una bombola d'ossigeno ha prodotto inspiegabilmente anche agli occhi degli stessi vigili del fuoco una fiammata. Il personale si è immediatamente allontanato, ha chiamato i vigili del fuoco, ma ovviamente la macchina si è completamente incendiata. Sono esplose le bombole di ossigeno che erano contenute nell'ambulanza e hanno prodotto il danno che peraltro è visibile alle mie spalle. Uno dei 3 volontari presenti al momento dell'esplosione è rimasto ferito, ha riportato delle ustioni ed è stato subito soccorso dai colleghi dei medici del 118. Ingenti invece i danni alla struttura, una prima stima parla di almeno 200.000 euro. Solo l'ambulanza andata distrutta costa 80.000 euro. Tutto attorno i segni dello scoppio, le pareti nere e una finestra degli uffici completamente divelta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo visibile fino dalla stanga.